Ben ritrovati in diretta qui con noi su Radio.0 e torniamo a parlare di appuntamenti. Ha preso il via infatti proprio in questi giorni una nuova campagna di promozione realizzata dall'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, cui che alza il Furlan alza di plui. Questo il messaggio affidato alla simpatia e alla forza comunicativa di Catine, declinato poi in spot televisivo, spot radiofonico, pagine su stampa cartacea, comunicazione web e social. Sottolinea come parlare il friulano ai propri figli e nipoti fin da piccoli regali loro un prezioso bagaglio di vantaggi cognitivi, culturali e sociali. Ma andiamo a parlarne insieme ai protagonisti. Con noi l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, il direttore dell'agenzia Arlef William Cisilino e la testimonial della campagna Caterina Tomasulo in arte Catine in questo servizio. Qui Calzal Furlana sa di plui è lo slogan di questa nuova campagna di promozione per la lingua friulana realizzata dall'Arlef con il sostegno della regione e vuole trasmettere due messaggi. Il primo è che chi sa il friulano, chi parla il friulano può portare avanti non solo una lingua, che è già importantissimo, ma anche un patrimonio culturale millenario. Secondariamente, chi parla una lingua in più fin da bambino può anche avere dei vantaggi, come imparare altre lingue e essere più creativo, avere capacità logico-matematiche più avanzate, essere più aperto alla diversità e tantissimi altri vantaggi che si possono riscontrare sul sito dell'Arlef. E oggi la presentazione di un'altra iniziativa a sostegno e alla promozione dell'utilizzo della lingua friulana per i cittadini di lingua friulana. Un impegno che l'amministrazione regionale fa, consapevole che salvaguardare e promuovere questa lingua minoritaria non soltanto vuol dire tramandare, conservare un patrimonio identitario, culturale e linguistico importantissimo per la nostra regione dal punto di vista etico e morale, ma anche salvaguardare l'autonomia del Friuli Venezia Giulia, una regione che deve la sua specificità alla presenza di 4 lingue ufficiali parlate nel territorio regionale. Eccomi, allora quando mi hanno chiesto di partecipare a questa campagna ho accettato subito con entusiasmo, perché è quello che porto avanti proprio nei miei spettacoli, sempre sui palcoscenici, dicendo che la lingua friulana per le sue caratteristiche somiglia un po' a tutte le lingue del mondo e quindi aiuta a capire anche le altre lingue, ad aprire il cervello, aiuta la creatività, è anche molto musicale. È anche molto breve, ha tante caratteristiche e quindi è bello saperla, perché ti aiuta a capire anche le altre lingue. Allora vogliamo diffonderla più che possiamo, soprattutto i bambini hanno una ricettività maggiore e parlando con loro assorbono, diciamo, meglio in età infantile. Ecco perché abbiamo fatto questa campagna. Spero che le di ben. Mandi ad occhi. E quindi rimanete sempre aggiornati anche sul sito dell'Arlef, arlef.it e su tutte le pagine social. Rimanete sintonizzati anche qui su Radio.0 perché sentirete anche sulle nostre frequenze, continuando a seguirci, la voce della testimonial Catine. E noi ritorniamo tra poco con gli aggiornamenti. Rimanete con noi qui su Radio.0.